Nell'ultima seduta del Consiglio di Garanzia del Senato, il 5 luglio, si è parlato di vitalizi e con 2 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto ha fatto la differenza il voto doppio del presidente di questa speciale commissione e così a chi è stato eletto prima del 2012 arriveranno soldi in più per il ricalcolo che verrà fatto dei vitalizi anche dopo i molti ricorsi dei parlamentari. Semplificando, possiamo dire che i vitalizi verranno ricalcolati e per molti questo significherà un significativo aumento mensile. Ma i padovani cosa ne pensano? Se è così, assolutamente contrario, cioè proprio senza se, senza ma, Troppo lontani dai cittadini quando prendono queste decisioni. benissimo. Beh, mi sembra che tutta l'attuale governo si stia schierando verso pochi contro i più. Beh, cosa vuole che ne pensi? Potrebbe essere insomma anche un loro diritto. No, non è un diritto, non è un diritto. Sono sempre molto lontani dai cittadini quando prendono queste decisioni. Sì, sì, certo. Beh, possiamo aspettarcelo da questo tipo di governo, direi. Speravo di non dovermelo ritrovare, però me lo aspettavo, essendo io parteggiando per l'altra parte politica. Lontani dai cittadini, insomma. Con decisioni come queste. Come tutti, devo essere onesta, non ho visto finora un governo, se non il governo Draghi, di cui potessi sentirmi soddisfatta, quindi non vedo un grandissimo cambiamento e non penso ci sarebbe stato neanche dall'altra parte. A me non mi sembra proprio il caso, visto i sacrifici che stanno facendo gli italiani e che il Parlamento si ridia i vitalizi ai propri parlamentari, così non lo trovo proprio adeguato per il momento in cui l'Italia sta vivendo. Allontana un po' i politici dai cittadini. Sempre di più, diciamo, non erano vicini e si stanno allontanando. Vedendo insomma questi vitalizi non mi sembra una cosa giusta. Allontanano la politica dai cittadini. Sì, non mi sembra giusto insomma tutti questi benefici per questi politici.